Era la notizia che tutti attendevano con grande apprensione ed oggi si è sparsa in un battibaleno. Entro la fine dell'anno 400 milioni di dosi di vaccino contro il Covid-19 arriveranno anche in Italia, che nasce dalla collaborazione tra la IRBM di Pomezia e alcuni laboratori dell'Università di Oxford. Italia, Francia, Germania e Olanda hanno controfirmato il contratto con AstraZeneca, l'azienda farmaceutica che sta lavorando al vaccino di Oxford, già in fase di sperimentazione da alcune settimane. Il vaccino di AstraZeneca è quello in fase 2 di sperimentazione più avanzata. Lo stanno provando su 10.000 volontari. Rispetto agli altri gruppi che lavorano sullo stesso obiettivo, hanno almeno 6 mesi di vantaggio. Dunque Italia, Germania, Francia e Olanda sono stati scelti come apripista perché tutti questi paesi hanno capacità produttiva di vaccini. La forza trainante del gruppo però sono Italia e Germania. AstraZeneca ha preso un impegno di produrre 2 miliardi di dosi con l'obiettivo di avere un accesso ampio, equo e senza alcun profitto durante la fase della pandemia. Il costo del vaccino sarà di pochissimi euro per distribuirlo. I primi a ricevere il vaccino contro il coronavirus saranno il personale sanitario, le categorie a rischio per età oppure patologie ed i militari e le forze dell'ordine. Le prime dosi, se gli studi clinici arriveranno in fondo, saranno somministrate tra novembre e dicembre. Poi pian piano toccherà a tutti gli altri. Andranno ovviamente organizzati servizi sanitari, centri vaccinali e medici di famiglia per coprire più rapidamente possibile la popolazione. Ma il vaccino non sembra più un miraggio lontano per mettere fine alla emergenza sanitaria.